Questa è un'edizione direi fortunata perché abbiamo avuto previsioni pessime per questa nostra quinta festa degli aquiloni e invece siamo stati baciati dal tempo e, incredibile ma vero, anche dal vento, che in genere non c'è mai. Ogni anno di più una grande festa popolare per famiglie, sono numerosissime, e anche una festa corale, nel senso che sono tantissime le energie che si coalizzano per la bella riuscita della giornata, a cominciare dal Comune di Mantova, la fondazione della comunità mantovana, ma poi abbiamo tanta partecipazione anche di aziende, Zanetti, San Martino. È una grande giornata che vede noi volontarie del Centro Aiuto alla Vita anche alle prese con momenti gioiosi, felici e non sempre, come capita purtroppo ogni giorno, con tristezze, miserie, famiglie che stanno attraversando grandi momenti di difficoltà. Questo ci riscatta un po' dal grigiore, dalla tristezza, che però è sempre accompagnata dalla speranza e dalla fiducia, perché questa è un po' la nostra forza. La giornata di oggi, che noi ripetiamo ormai da diversi anni, è una giornata che è organizzata con un doppio scopo. Lo scopo, diciamo, primario è quello di avere un momento per stare tutti insieme, donne, bambini di ogni etnia che vivono in questa città e ai quali noi siamo molto vicini, perché come Centro di Aiuto alla Vita appunto noi aiutiamo le mamme e i bambini in difficoltà. Il secondo scopo è anche quello ovviamente di raccogliere fondi, sempre per la finalità di cui le ho detto prima. Il centro, che opera a Mantova ormai sono più di 30 anni, è proprio un centro che è cresciuto molto, soprattutto nell'ultimo periodo, perché di donne e di bambini bisognosi di aiuto ce ne sono sempre di più. Famiglie in difficoltà, famiglie che hanno gli uomini che hanno perso il lavoro, anche le donne stesse che una volta lavoravano che adesso non lavorano più, e ci sono tante realtà che vanno aiutate e noi cerchiamo di fare del nostro meglio in questo senso. Chiunque voglia contattarci ci trova a Mantova in via Rubens numero 7 e su internet il nostro sito è www.centroaiutovitamantova.it. Abbiamo anche un servizio per i giovani, sempre nella stessa sede, e lì invece, se volete guardare il sito, è www.telefonogiovane.it. Grazie.